Chi è senza peccato scagli la prima pietra. I vescovi, che io rispetto, sono cattolico, capisco perché nel Vangelo si predica ovviamente la compassione, la solidarietà, l'aiutare chi è in difficoltà, ma invece i cittadini hanno capito che molti di questi che aiutiamo non sono in difficoltà, perché 2 su 3 non sono profughi. Questione accoglienza dei migranti. La lettera aperta ai fedeli dei vescovi di Treviso e Vittorio Veneto non è rimasta senza replica ed il governatore Luca Zaia, già attaccato duramente dalla CEI, non ha fatto attendere la risposta piccata ai pastori che indicavano responsabilità regionali dettate da componenti ideologiche nella gestione dell'accoglienza. Insomma, una strumentalizzazione politica del tema che avrebbe fatto emergere un'immagine di una Marca inospitale, dura, egoista, che ai vescovi proprio non è piaciuta, tanto da ricordare ai fedeli che l'accoglienza è un dovere cristiano. Pronta la replica tagliente di Zaia. I vescovi hanno dato tutto quello che potevano dare, i seminari sono tutti pieni, gli edifici che hanno i vescovi sono tutti pieni e non sono utilizzabili. Bah, non glielo so dire. Sulla stessa linea del governatore anche molti sindaci della Lega o vicini al Carroccio. Venire a fare discorsi in una situazione di questo genere sarà il loro mestiere, ma lo facciano, ma non ci facciano la morale, per favore. E comunque, insomma, hanno dei posti eventualmente se vogliono darsi da fare loro. Ed il dibattito sui profughi si infiamma ancora una volta, rendendo incandescente il clima che attenderà lunedì l'insediamento ufficiale del nuovo prefetto Laura Lega. Il sindaco di Treviso invita alla collaborazione tra istituzioni, proponendo il modello dell'accoglienza diffusa, ma puntando ancora una volta il dito contro il governatore. Zaia è solo un bravo comunicatore, ma non risolve i problemi, afferma Manildo, e questo non è affatto prendersi cura dei cittadini e cercare di dare risposta alle loro giuste esigenze. E sulla questione interviene anche il segretario della CISL di Treviso e Belluno, Franco Lorenzon, che invita a riflettere sulle parole dei vescovi, criticando l'atteggiamento di una certa classe dirigente. Rifiutare l'appello alla responsabilità verso i più poveri in nome della difesa del popolo, afferma Lorenzon, mi ha fatto andare con il pensiero ai tempi in cui il popolo ha votato Barabba invece che Gesù.